Io quando ero ragazzo ero diverso, avevo paura, io ho avuto la fortuna di andare alla sei l'ultima con Gerry Scotti, è sparito, con Gerry Scotti nel 94, mi tremavano le gambe, avevo paura. La mia mamma mi diceva, mi raccomando, stai attento, tutti noi ragazzi quando eravamo ragazzini avevamo paura, quando usciamo con le ragazze cosa facevamo? Per fare i duri andavamo in farmacia per prendere, avete capito che cosa? Solo che non si andava in farmacia del paese perché ci vergognavamo, allora andavamo nella farmacia lontano, entravamo dentro dal farmacista di nascosto. Senta, per cortesia, non è che potrebbe darmi un... Cosa se deve fare? No, stasera esco con la mia ragazza, no? E molto probabilmente magari riesco a fare qualcosa. Anzi, visto che sono in confidenza, non è che me ne dà due, perché ci sarebbe anche la sorella della mia ragazza che, insomma, quando accavalla le gambe mi fa impazzire. Senta, guardi, se ne dà anche tre, perché ci sarebbe la mamma della mia ragazza che, non so, è lei che mi ha invitato a casa sua, non vorrei che magari il farmacista gli dava a quel punto lì, quel ragazzo andava a casa, andava a cena, si sedeva, aveva di fianco l'amorosa, aveva di fianco la ragazza dell'amorosa, aveva di fianco la mamma, appunto arrivava il papà con le pietanze e lui, Ave Maria, piena di grazia. Padre nostro che sei nel cielo. E la ragazza, ma Claudio, ma come mai? Non sapevo che eri così religioso. Neanche io sapevo che tuo papà era il farmacista. Ma invece i ragazzi di oggi sono diversi. I ragazzi vanno in farmacia senza paura, entrano dentro, mi dai 5 scatole di Viagra. E la dottoressa dice, ma no, le fanno male. No, stasera arriva un pullman di svedesi, me le devo fare tutte. E il giorno dopo entro in farmacia con le mani così. Ma cosa vuole? 10 scatole? No, una crema per le mani, non è arrivato il pullman. Perché ragazzi, mi ricordate il politico, il Padova Schioppa che dite che siete dei bamboccioni, che dite che non mi sposano? Immaginatevi due della Lega Nord, qui ce l'abbiamo duro, che sono lì a casa preoccupati perché il figlio ha 40 anni e non si sposa. Il Peppino e la Maria, a un certo punto la Maria dice, uè Peppino, ti chiede a parlare a sto figlio, perché? Cacchio, non so sposa o no? Dai, parlaci te, sei il papà. Carletto, vieni qua. Sì, papà. Sì, tu puoi ma sposarti? No, papà. Ma dai, con tutte quelle belle ragazze che ci sono in giro, c'è la figlia del prestinaio, la Maria. No, non mi piace. C'è la figlia della Giovanna. Sai, quella del macellaio. No, non mi piace. Vuoi qualcosa di più alto? Quella del dottore, la Rebecca. No, ma cazzo, chi è che ti piace? Papà. A me piace Salvatore. Salvatore? Maria Vicky, vieni qui, cosa mi fa impazzire? Gli ho detto se gli piace la Rebecca, la Maria, la Giovanna, no! Mi ha detto che gli piace Salvatore, io mi aspettavo di tutto, ma no, terrore, no, terrore! Allora ragazzi, io parlo dei ragazzi, perché le donne sono cambiate, non sono più le donne di una volta. Le donne di una volta stavano a casa, mentre il marito lavorava, il marito arrivava a casa tardi, la moglie diceva, oh tesoro, sono stanca, non mi porti mai da nessuna parte. Amore, tutto il giorno ti guido, sono stanco, dai portami in un ristorante, ma dai portami fuori, va bene, però se usciamo prendiamo un taxi. Va bene, perché dove mi porti? Guarda, ti porto da Tonino al pizzaiolo. No, mi devi portare alla Lanterna Verde. Ma costa 150 euro a testa. No, non mi interessa, mi porti alla Lanterna Verde. Va bene. Entra dentro la Lanterna Verde e c'è il proprietario. Buonasera, dottor De Romeri. Ma scusa, ma tu conosci quel signore qua? Sai, lo vedo in giro, in banca, ma... Vanno a tavola, il cameriere, oh buonasera dottor De Romeri, vuole il solito? Come il solito? Ma tu allora vieni qua a mangiare, spendi 150, ma no amore, poi a mezzogiorno non si paga quelle cifre lì, si paga di meno, dai andiamo a casa che sono stanco, escono fuori, senti adesso mi porti in un localino, no amore un localino, dai portami in un localino, guarda un night, andiamo a night, no amore, no, andiamo a night, lei va dentro dalla guardarobiera, si toglie il cappottino, la guardarobiera dice, buonasera dottor De Romeri, ma come? Ma conosce che quella ragazza qua? È la figlia del mio cliente, lui non fa il suo lavoro, cosa posso fare? A un certo punto si siedono davanti, dicono no, sediamoci davanti, non mi siedo davanti, comincia lo spettacolo, ragazzi vado veloce perché comincia lo spettacolo, a un certo punto la ragazzina si spoglia, prende le mutandine, le lancia per aria e dice queste mutandine le diamo al dottor De Romeri. Ah, sei un porco, sei uno schifoso, lo sapevo. No, ma sì, altro che lavorare. Tu vai queste donnacce, taxi, sali sul taxi, sei un porco schifoso.
tassista si gira e fa uè, buonasera tornero veri, certo che di donne ne abbiamo portate in giro, ma così cazzate mai, invece le donne di oggi sono diverse, fanno zumba, è vero, kickboxing, ti danno i pugni, ti danno, sono diverse, vogliono fare gli uomini, e dove vanno? Vanno all'Ikea e prendono quei mobili, non funziona sto problema, e prendono quei mobili immontabili che neanche un ingegnere nucleare riesce a montarli, ma loro sono donne e devono montarli. C'è quella donna che abita a Milano, preferisce montare questo mobile da sola, la VTA sul tassello B, pum pum pam, lo monta, passa un tram, boom, cade il mobile per terra, ma porco, allora lo rimonta, prende le istruzioni, sono una donna, ce la devo fare, monta il mobile, passa un altro tram, boom, per terra ancora, allora incazzata chiama quello dell'Ikea, senta ma che mobile mi ha venduto, perché? Come perché? Mannaggia, l'ho montato, primo movimento cade per terra, ma non è possibile. Guardi che sono una donna, sono mica scema, ho capito, ma le mando il mio tecnico, guardi, le mando il mio tecnico e le dà una mano. Arriva questo tecnico, arriva dentro, controlla, tira le viti e dice, senti, facciamo una bella cosa, vado dentro nell'armadio, così vediamo, quando passa il tram vediamo cosa succede. Come le più belle barzellette arriva a casa il marito, entra a casa, oh amore, hai comprato un mobile nuovo, apre la porta. Scusi, ma lei chi è? Chi sono? Sono l'amante di sua moglie, perché se dico che stai incontrando mi crede mica, Perché i vecchietti, ragazzi, gli anziani sono diversi anche gli anziani. Gli anziani io quando ero giovane li riconoscevo dal cappello, li riconoscevo dal foulard, li riconoscevo da quelle vestaglie a fiori. Mia mamma mi ha detto buttamela via dentro nel cassoletto dell'umana, quando l'ho messo dentro è uscita una mano e mi ha detto se la tenga lei sta schifezza qua. Adesso gli anziani cosa fanno? Le lampade, si fanno i piercing, vanno in palestra. Mia suocera l'altra sera è arrivata a casa con un tribale sulla schiena, mio suocero l'ho beccato dall'estetista, cosa fai qua? Mi sono fatto la depilazione perché si vede meglio il pettorale, ma caro non è possibile. E quei due vecchietti che allora, perché poi loro vanno a ballare, fanno i ballerini, sono meglio di un'altra volta. Ragazzi, una volta quando aveva 50 anni andava a letto con le galline, adesso vanno a letto alle 5 di mattina. E ci sono quei due vecchietti, anziani, scusatemi, che escono dalla discoteca, lei dice amore, tesoro, è un po' che non facciamo l'amore, ti ricordi quando eravamo giovani? Lo facevamo da tutte le parti, perché non lo facciamo dietro lì, vicino a quella recinzione? Sì, dai. Dietro lì ci vuole che ascolta e dice, voi di questi vecchietti qui cosa combinano? Questi qui si attaccano alla recinzione, è peggio del treno per l'Italia, la velocità della Madonna, cacchio, 10 minuti di sesso violento, a un certo punto cadono per terra stramortiti, il signore si avvicina e dice, ma come fate? Ma che affidabilità avete? Non si può, ma siete delle persone spettacolari! Ma veramente non l'ho mai visto due persone anziane, vi volevate bene così una volta, ma siete veloci, siete bravissimi, no, effettivamente, no, vi ho visto io, siete focosissimi ancora, no, perché non sapevamo che c'era la corrente sul cancello. È vero che la vita cambia, c'è la crisi, la gente non trova lavoro, la gente piange, lo sappiamo, e ci sono quei due che si sono indebitati e non hanno un soldo, poverini. Allora a un certo punto cosa succede? Dopo aver fatto i debiti gli arriva la cartella esattoriale di Equitalia. E cosa fanno? Vanno di Equitalia tutti e due cercando di rateizzare, cercando di pagare di meno, entrano dentro, dice, senti, vado prima io, vediamo cosa mi fanno. Va dentro questo, dopo un quarto d'ora è fuori tutto nudo. Ah, cosa ti ha fatto? Cosa mi ha fatto? Mi ha portato via tutti i vestiti, mi ha portato via. No, adesso mi frego io questi. Vado dentro nudo io, ti faccio vedere io. Questo va dentro nudo, dopo un quarto d'ora viene fuori uno scotch sugli occhi e uno scotch sul sedere. E te cosa ti ha fatto? Cosa mi ha fatto? Mi ha tolto la luce, mi ha tolto il gas, mi ha detto che se non paga mi tira via anche l'acqua, Comunque ragazzi, la vita è cambiata, ma il buon Dio non ci voleva così. Il buon Dio dall'alto, lui c'ha la webcam anche lui che lui guarda. Lui prende, guarda dall'alto e vede un nuovo contadino che sta lavorando, sta zappando la terra, dice, ma cosa sta facendo quello lì? Chiama San Pietro, cosa sta facendo? Si sta producendo il mangiare da solo. Ma come? Con quel sudore, con la fatica? Gliel'hai hai detto tu, come io? Sì, quando mi ha mandato via Adamo, gli hai detto ti farai il cibo con il sudore della fronte. Gira la telecamera e inquadra una che sta partorendo. Dice, ma quella lì sta partorendo, cioè sta avendo un bambino, ma con quel dolore, con quel sangue.
scherzando? No, tu l'hai detto, ad Eva gli hai detto, tu partorirai con dolore e sofferenza. Ma io scherzavo, non volevo questo, scherzavo. C'era la telecamera in quadro Montecitorio e ci saranno i nostri politici che Brigitte Bardot. E quelli chi sono? Quelli sono i politici, quelli che governano. E che stanno facendo? Ha capito che scherzavi? Comunque ragazzi, vi lascio con una poesia velocissima perché abbiamo il tempo molto ristretto. La gente cambia tutto, ma la politica non è cambiata. Ricordatevi, una volta comandava il re e si mangiava un pollo in 3. Poi sono arrivati quelli col saluto alla romana e si è mangiato il pollo una volta alla settimana. Sono arrivati i figli di Gesù e il pollo non si è visto più. Poi è arrivato Prodi con gli amici di Togliatti, si sono fottuti pure i piatti. È arrivato Berlusconi con Forza Italia, ci ha ciulato la tovaglia. È arrivato Monti a governare e ci ha portato il conto da pagare. E adesso ragazzi c'è Enrico Letta, nascondete la paghetta. Ciao! Dai,